amici insieme in cucina, oggi farò la pasta alla norma. Il nome è un esplicito riferimento all'opera di Vincenzo Bellini. Secondo alcuni, a dare il nome alla ricetta sarebbe stato il commediografo siciliano Nino Martoglio, che davanti a questo piatto esclamò: è una norma per indicarne la bontà dei sapori paragonabile all'opera di Vincenzo Bellini. Altri attribuiscono il nome di questa ricetta al giorno della sua prima presentazione, coincidente con l'uscita della nuova opera del grande compositore Vincenzo Bellini. Guardiamo la sigla e scopriamo gli ingredienti per questa ricetta. Gli ingredienti per questa ricetta li ho acquistati da Eurospin e sono: passata di pomodoro Delizie del Sole 350 g, una melenzana, olio di oliva quanto basta, basilico, ricotta salata quanto basta, rigatoni le nostre stelle 3 mulini 140 g, una cipolla, sale quanto basta. Nel frattempo mi porto avanti e inizio a accendere la pentola. Inizio a tagliare la melenzana. E adesso le metto nell'acqua e sale per togliere l'amaro della melenzana per un 3 minuti, un quarto. Ho messo le melenzane in uno spinacio, le ho tamponate e adesso le frigo con l'olio di oliva. Un pizzico di sale. E adesso inizio a friggere le melanzane. Le melanzane sono pronte, le ho messe nella carta assorbente e adesso passiamo alla salsa. Nello stesso olio dove ho fritto le melanzane butto la cipolla e poi la salsa. Un poco. Adesso che la cipolla si è dorata, butto la salsa. Aggiungo un cucchiaino di zucchero e metto un pizzico di sale. Adesso metto 2 fiorellini di basilico. Nella salsa potete aggiungere sale e zucchero a vostro piacimento e gusto. La salsa la spengo e buttiamo la pasta. Salviamo l'acqua.
Adesso l'impiatto. Adesso andiamo di melanzane abbondanti. E di ricotta salata. E il nostro piatto è pronto, sarà buonissimo. E adesso vado ad assaggio. Buono, buono. Ricordatevi di iscrivervi e di cliccare la campanella. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao! Baci baci! Oggi faremo le arancine, salsiccia e funghi. Dalla salsiccia 88 ore di vitello,